L'analisi di Veneto Agricoltura sull'andamento del comparto agroalimentare Veneto nel 2021 prosegue oggi con il comparto del latte. Com'è andata? Parliamo del 2021, non del 2022, che avrà sicuramente tutta un'altra storia. Nel 2021 il comparto è ritornato un po' alla normalità. C'è stata una crescita produttiva dell'1,5% a livello Veneto, a livello nazionale più alta, 3,3, e abbiamo raggiunto i 12,2 milioni di quintali, pari a un fatturato stimato dall'Istat di 436 milioni di euro. E questo l'Italia e il Veneto sono state una delle regioni a livello europeo che è riuscita a crescere come produzione, mentre a livello europeo è rimasta stabile. Partiamo dal numero degli allevamenti presenti nel Veneto. Il numero di allevamenti continua a diminuire da molti anni, però è sempre meno. Il numero attuale è di 2.856, con almeno un capo. Gli allevamenti che però magari consegnano latte all'industria sono un po' meno, sono sui 2.006. C'è una buona diffusione di allevamenti naturalmente in alcune province come Verona e Vicenza, e continua ad aumentare la produzione per vacca. Per questo motivo anche c'è un aumento della produzione nonostante qualche piccola diminuzione del patrimonio, che adesso è stimato intorno a 150.000 vacche circa. E il prezzo invece com'è andata per quanto riguarda il prezzo del latte? Il prezzo è sempre uno dei problemi principali che devono affrontare gli allevatori. Il prezzo, secondo le stime dell'IMEA, che fa un monitoraggio a livello nazionale, per il Veneto si è fermato a 36,9 euro per quintale. Non è un prezzo molto elevato. L'Italia ha fatto un po' meglio. La media italiana è sui 38 euro a quintale, tirata su dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e dal Piemonte. Però il fatto strano è che sono un paio d'anni che il prezzo, la quotazione del latte in Italia è inferiore a quello europeo. E la media europea quest'anno, del 2021, è stata di 37,9, ma con diversi paesi produttori di latte, i famosi di Francia, Germania, Danimarca, eccetera, con valori più alti, sui 39. Generalmente l'Italia ha sempre avuto prezzi più alti di questi paesi negli anni scorsi, tanto è vero che avevano interesse a importare latte. Prezzi più alti in Europa, diminuzione di importazione del latte che è calata di circa il 30% nel 2021. Infine vediamo i formaggi, il settore dei formaggi che è importante nel Veneto. Sì, il Veneto trasforma quasi tutto il latte in formaggi a denominazione di origine o tipici, siamo sul 70-80% del latte trasformato. Quest'anno i maggiori formaggi di denominazione di origine tutto sommato sono riequilibrati con gli anni precedenti, dopo il Covid, in cui erano stati usati anche come salvadanaio del latte. Quindi abbiamo il grana che è leggermente diminuito la produzione, però i prezzi sono stati sostenuti, quindi è stato un aumento di prezzi. L'Asiago, il Montaggio e il Piave hanno inevitabilmente diminuito un po' la produzione di circa il 5%, un po' di più a dire il vero il Piave, ma hanno tenuto sul livello dei prezzi. Riusciamo a dare un rapidissimo sguardo sul 2022? Ma il 2022 è partito molto male perché c'è stato un chiaro aumento di costi di produzione per gli allevatori, soprattutto legato a aspetti energetici, come sappiamo, e anche per le materie prime alimentari. Tanto è vero che c'è stata una reazione nel tentativo di recuperare questi costi con un aumento delle quotazioni del latte che si sono alzate parecchio, hanno superato i 40, poi i 50, il latte spot è arrivato a 60 euro all'ettolitro, e non è ancora chiaro se questi prezzi effettivamente riusciranno a coprire i costi. Quindi c'è previsione di un aumento anche dei prezzi del latte al consumo e anche dei formaggi, perché è evidente che questi costi sono veramente alti per gli allevatori e devono in qualche modo riuscire a recuperare per stare
in produzione, altrimenti devono ridurre o chiudere gli allevamenti.